close and closer still. I'm a fool for loving you, a fool for loving you, but I don't mind, not one bit. I wouldn't trade you for the world. Oh darling, oh my darling, would you stay? Innanzitutto da un contesto sull'Heineken in Italia, tanto per farvi capire, diciamo così, le caratteristiche salienti di questa azienda. Dopodiché parleremo un po' del conto economico civilistico, gestionale e in particolare condividerò con voi un business case che è stata la transizione da una forma di conto economico ad un'altra forma di conto economico nel gruppo Heineken, dal conto economico per natura al conto economico per soluzione. Dopodiché, come anticipato dal professor Cioffi, vedremo attualmente, diciamo, di prima, lo sviluppo dell'analisi del conto economico e quindi dell'analisi competitiva del mercato italiano della birra. Heineken Italia in breve. Heineken Italia è un gruppo complesso e articolato. Heineken è leader nel mercato italiano della birra con una quota che supera il 30% e si compone di due gambe fondamentali, la parte birra e la parte wholesale, distribuzione. La parte distribuzione è stata inserita, diciamo così, circa una ventina, costruita circa una ventina di anni fa, perché è strategico, è fondamentale in questo mercato assicurarsi la cosiddetta route to market, cioè la possibilità di raggiungere in maniera efficace i propri clienti, altrimenti non si riesce a distribuire i propri prodotti. Vi dicevo, market leader con il 30,5% di quota di mercato, oltre 5 milioni di ettolitri di birra venduti sul mercato domestico e una struttura societaria abbastanza complessa per quello che Heineken. Abbiamo Divelit, che è una società specializzata nella importazione e distribuzione di birre speciali, e Biafin, che è una società finanziaria che diciamo, organizza finanziamenti e punti di consumo, quindi pub, bar, eccetera, che è una cosa molto caratteristica di questo mercato. E poi c'è Partesa, che è il nostro, diciamo, cliente principale per quanto riguarda il canale Oraca, e si compone di 12 società di distribuzione locali su tutto il territorio italiano. Abbiamo 4 stabilimenti di produzione, dei quali il principale è il Vicino Bergamo, se non altro molto importante la Sampa. Poi abbiamo lo stabilimento di SNI vicino a Cagliari di Reclusa e lo stabilimento di Aosta dove facciamo della fine. Heineken Italia ha scelto da molti anni una strategia di focalizzazione su brand principali, quindi i nostri primi 4 brand siamo riusciti a portare i primi 4 brand ad essere veramente la colonna portante della nostra azienda. Quindi i primi 4 brand fanno l'85% dei volumi e anche di più in termini di profitto. Abbiamo il primo brand il terzo brand che è Heineken, il quinto brand che è Dreher e il settimo brand che è Nusa. Sembra che abbiamo una competitiva, va bene, perché i risultati ci sono. Heineken è un gruppo assolutamente globale, questo è il mondo. In un modo o nell'altro distribuiamo i nostri prodotti praticamente dappertutto, o con società, diciamo così, controllate direttamente, o tramite joint ventures, o tramite accordi di distribuzione, o male che vada attraverso l'esportazione. Heineken, la birra Heineken come brand è il brand leader a livello globale del segmento international brand. Probabilmente è quasi l'unico brand di birra così internazionale. E questo è veramente un punto di forza da presente. Heineken è anche innovazione, per esempio con Global Gold, lo conoscete? Qualcuno l'ha trovato? Vi è piaciuto? Global Gold, sì. E adesso per esempio stiamo lanciando Dreher Lemon. Questa non la potete conoscere perché stiamo facendo adesso la distribuzione, ma ci sono le trovare all'università. Heineken è anche Goldness,
vi possano sicuramente ricordare qualcosa, facendo anche il festival, la UEFA e le varie sponsorship del canale su della gestione. Lo scopo è ovviamente quello di contribuire ad ottimizzare la performance aziendale e quindi influenzare il processo decisionale aziendale da parte della struttura finanziaria grazie all'analisi di dati significativi e affidabili. E vorrei sottolineare dati significativi ed affidabili, perché l'affidabilità e la significatività dei dati significano, vogliono dire, che dai dati si possono estrarre dei significati, si possono estrarre dei contenuti, si possono estrarre delle indicazioni per migliorare la gestione aziendale. A cosa serve questo fenomeno? Ovviamente a calcolare il reddito dell'azienda, ma per calcolare il reddito dell'azienda basta un conto economico della struttura molto semplificato. Lo schema di conto economico più semplice, un conto per i ricavi, un conto per i costi, si fa la somma d'azienda che si vede se sia un utile o se sia una perdita. Se voi foste l'amministratore delegato o comunque una persona con capacità decisionale in anni in qualsiasi azienda, vi sarebbe sufficiente un'informazione di questo genere? Qual è il suo contenuto informativo? Efficace. Il conto economico serve anche a comunicare i risultati. Calcolare i risultati di una cosa, comunicarli di un'altra cosa, che si possono poter o voler comunicare i risultati esternamente all'azienda, i vari stakeholder, gli azionisti, le banche, gli investitori, le autorità pubbliche anche, o internamente all'azienda. C'è un formato di conto economico che serve a questi scopi, che è il conto economico civile. Non so come mi sia stato spiegato, sostanzialmente il conto economico civilistico è uno schema semplificato e standardizzato, utilizzato prevalentemente per gli adempimenti previsti dalla legge e per la comunicazione esterna. Un esempio di conto economico civilistico. Questo è il conto economico che anche in Italia, la struttura di conto economico che anche in Italia comunica il bilancio che viene depositato annualmente, comunica all'esterno. Vi lascio qualche secondo per dare un'occhiata. Cosa riuscite ad estrarre da questo conto economico? Immaginate di essere l'amministratore delegato che è in Italia o in un'altra azienda, c'è sufficiente questo livello di informazione per guidare l'azienda per prendere decisioni. Questo è anche in Italia. Questo è il nostro principale competitor, un po' più di righe ma neanche più popolare. Se siete l'amministratore delegato del nostro principale competitor e avete a disposizione questo, probabilmente non avete molto supporto per prendere decisioni. Contenuto informativo di questi prospetti il meno possibile, entro i limiti di legge, nel senso che sono prospetti che vengono pubblicati, nessuna azienda vuole far avere i propri dati, le proprie analisi, le proprie informazioni all'esterno in maniera troppo dettagliata. Tanto che serve per ottenere la fiducia degli investitori, delle banche, degli azionisti. Quindi il conto economico serve per calcolare il reddito dell'azienda, serve per comunicare i risultati, serve ad analizzare il reddito dell'azienda, a fornire una struttura per fare delle previsioni. Struttura. Vorrei calcare su questa parola perché poi arriveremo alla struttura del conto economico gestionale. A fare delle valutazioni economiche che non sono semplicemente consultivo di base, ma magari anche dei business case. Mi conviene lanciare questo prodotto fatto così, cosa che penso di poter vendere a questo prezzo, di fare questi volumi, questi altri costi. Ho bisogno di una struttura per fare questi ragionamenti, devo pensarli da qualche parte.
fianco il conto economico gestionale. E per me questo non c'è divertito. Evolve continuamente. È giusto che anche la struttura del conto economico sia adegui. Il conto economico è un report deve rappresentare la realtà aziendale e tra l'altro un report, a seconda di come è strutturato, mette in evidenza alcuni aspetti del personale. Il business evolve, tutto deve evolvere attorno al business. Che cosa ci dice il conto economico? Il conto economico dicevo un report, e un report, se volete, è la fotografia della situazione, è una fotografia statica della situazione. E quando voi scattate una fotografia, quello che leggete quando stampate, quando visualizzate la fotografia dipende dal punto di vista dal quale viene scattata la fotografia. Cioè, se io scatto una fotografia a voi, da qua, vedo tutte le vostre facce. Se io scatto una fotografia a voi dal fondo dell'aula, vedo tutte le vostre nuque. E quindi anche un report è così. Un report, se fotografa la realtà aziendale da un certo punto di vista, evidenzierà certi aspetti della gestione aziendale. Se il punto di vista viene cambiato, se voi guardate un'altra faccia del cubo, vedrete sempre la stessa realtà, ma evidenziando altri aspetti, e questo è veramente molto importante. È molto importante che il controller si renda molto bene conto di questo aspetto, perché in questo modo si influenza il modo in cui l'azienda legge i numeri e in un certo senso si influenza anche quali problemi o quali aspetti verranno discussi prima e più approfonditamente rispetto ad altri. Quindi la struttura del conto economico è veramente molto importante nella guida